Profughi di Cona, risale la tensione, situazione critica e caotica tra chi ritorna all'ex hub e chi si rimette in strada, una cinquantina di migranti di nuovo in marcia verso Padova. Striscioni shock appesi nella notte da Forza Nuova a Venezia, nel mirino il patriarca di Venezia per la sua scelta di far aprire le parrocchie ai migranti. Vedevano banconote false sul web, ma anche documenti di identità e patenti. Un giovane della Bassa Padovana è stato arrestato dai carabinieri, un altro denunciato, giro d'affari di €500.000. L'agitazione dei medici di base, la trattativa deve ripartire confrontandosi, dice il consigliere regionale Francesco Calzavara, ma i medici devono capire che certi privilegi sono finiti. Un video realizzato dai residenti racconta degrado e insicurezza nei punti più critici di Mestre, cittadini oramai al limite della rabbia. Al via la fiera di San Martino di Lupari e per garantire la sicurezza contro il terrorismo, niente blocchi di cemento, arrivano i trattori. Il Veneto si conferma la regione italiana più riciclona con ben 219 comuni rifiuti free, la Marca trevigiana prima della classe. E buonasera a tutti voi dall'edizione regionale del nostro telegiornale che avete sentito. Si apre con il caos profughi, il caos dei richiedenti asilo, risale la tensione, questa è stata una settimana davvero complicata e difficile, la situazione è caotica tra chi ritorna all'ex hub di Conetta, chi invece ha deciso di rimettersi in strada. Una cinquantina di nuovo i migranti in marcia verso Padova. Noi abbiamo una truppa che sta raggiungendo Piove di Sacco e tra poco contiamo di collegarci con Daniela Sizia e Nicola Marcato, ma intanto in questo primo servizio vi facciamo vedere la giornata della lunga protesta dei profughi nella base di Conetta. Hanno lasciato in mattinata la base di Conetta, decisi a non tornarci mai più. Scortata da un cordone di poliziotti, una cinquantina di richiedenti asilo ha cominciato a marciare in direzione del municipio di Pegolotte per poi superarlo e dirigersi verso Piove di Sacco. Una meta scelta senza un motivo preciso, dichiarano gli stessi migranti, qualunque posto è meglio di Cona. All'ingresso nella provincia di Padova, subito dopo il confine di Correzzola, i migranti sono stati fermati dalle forze dell'ordine. Educatamente si sono radunati lungo l'argine ad aspettare Godot, con un'unica certezza: indietro non si torna. Backward never. We prefer to stay in the street or die in the street than going back to Cona. We sleep like rats, like chicken. Let me show you. That tent is meant for what? Tent is meant for chicken, dead and red chicken, not human beings. We want Italian government to hear our cry. We cannot keep quiet and die in silence. We cannot be sleeping on that tent with coal. If breeze is blowing, the tent is doing boo 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 boo. We will come out as if we want to hold the tent, want to fall on us. Intorno all'ora di pranzo è arrivato il vicario del prefetto Carlo Boffi, invitando i migranti a tornare alla base in cambio della promessa di 13 trasferimenti entro la giornata e dell'impegno a trovare al più presto nuove sistemazioni per gli altri. La risposta dei profughi non è stata quella sperata. La marcia è così ripresa in direzione di Piove di Sacco, sempre sotto l'occhio vigile della polizia. Al calar del sole sono state distribuite ai migranti pettorine e catari frangenti per ridurre il rischio di incidenti. Le associazioni che supportano la protesta hanno preso contatto con le parrocchie e il sindaco del comune padovano nella speranza di trovare una sistemazione di fortuna per la notte. E insieme ai profughi marciano le inevitabili polemiche su una situazione che per molti poteva essere evitata. Loro non sono i colpevoli, qualcuno di colore bianco li ha accatastati lì, è quello il colpevole. Il caos di questi giorni poteva essere evitato secondo il sindaco di Cona Alberto Panfilio, che da anni ormai denuncia la polveriera dell'ex base militare. Se ci avessero ascoltato per tempo, sostiene, il problema sarebbe già stato risolto. Quello che era stato rischiato da tempo, e cioè trovare altre alternative che superavano il meccanismo dell'accoglienza diffusa su base provinciale, è avvenuto. In poche ore si sono trovati circa 200 posti. Se si fa una revisione di una settimana probabilmente se ne trovano degli altri. Comunque in un paese civile tutti dovrebbero non ammettere quello che è successo a Cona.
La polemica intanto arriva anche a Venezia. I militanti di Forza Nuova hanno affisso nell'area marciana degli striscioni provocatori indirizzati al patriarca Francesco Moraglia, puntando il dito contro l'accoglienza offerta nei patronati e i richiedenti asilo, protagonisti delle proteste dei giorni scorsi. Questi gesti plateali e propagandistici a favore dei cosiddetti migranti attaccano dal movimento di estrema destra, rischiano di innescare quella guerra tra poveri a cui siamo contrari e che vogliamo impedire. Di opinione opposta ai militanti dell'Unione Sindacale di Base che accompagnano i profughi nella loro marcia di protesta. Quello che noi auspichiamo è che venga dato il permesso di soggiorno a tutti per 2 anni per ragioni umanitarie. Non è possibile tenere persone che chiedono asilo in Italia, tenerle sospese in un limbo per 3 anni quando la legislazione italiana dice che entro 3 mesi va data risposta. Torneremo ad occuparci dei profughi con gli aggiornamenti direttamente da Piove di Sacco, ma intanto andiamo avanti con il nostro telegiornale e parliamo dell'agitazione dei medici di base. La trattativa deve ripartire confrontandosi, lo sciopero non è il mezzo giusto, così il consigliere regionale Calzavara. Sentiamo. Non c'è volontà da questo punto di vista di arrivare a uno scontro totale e quindi a un'interruzione di pubblico servizio come si potrebbe configurare. Un accordo entro il prossimo mese è lo scenario che Francesco Calzavara auspica si realizzi nella diatriba tra medici di base e regione. La trattativa deve ripartire, spiega il consigliere regionale, dando risposte ai cittadini. Senza avere dall'altra parte del tavolo chi ha l'idea che o così o chiudo. Lo sciopero credo che sia sempre uno strumento che per carità è garantito dallo Statuto dei lavoratori, ma non è il modo per iniziare una trattativa seria. E mentre si continua a parlare con sempre più insistenza della possibilità di accorpare i medici di famiglia alle ULSS, Calzavara fa presente come la sanità stia affrontando una rivoluzione che coinvolge anche i dottori di base. Alcuni privilegi che mi pare di capire alcuni medici stanno ancora avendo, devono rendersi conto che sono finiti e che devono rientrare in una nuova organizzazione della sanità nel Veneto che mira ad essere ancora più efficiente e più vicina ai cittadini. C'è la cronaca ora, vendevano false banconote sul web ma anche documenti di identità e patenti. Un giovane della Bassa Padovana è stato arrestato dai carabinieri e un altro è stato denunciato. Pensate, il loro giro d'affari è stato quantificato in circa €500.000. Banconote false, documenti falsi, anche patenti di guida pronte già con il nome dell'acquirente, tutto acquistabile sul web, in quella parte di e-commerce ignota ai più, il cosiddetto dark web o deep web, l'internet sommerso. I carabinieri di Este, su mandato della Procura della Repubblica di Rovigo, hanno arrestato un giovane della Bassa Padovana, incensurato, e ne ha denunciati altri 2, un padovano e un toscano. Di tutti non sono state fornite le generalità per falsificazione e spendita di denaro falso. Un florido commercio su scala internazionale. Non si sa dove venissero stampate le banconote che i 3 a loro volta giravano agli acquirenti. Costo il 10% dell'importo necessario. Con €10 veri se ne ottenevano 100 falsi. Per i 3 ragazzi un giro d'affari importante. È molto fruttifero anche perché se le transazioni vengono fatte con una moneta virtuale che è quella del Bitcoin, che non ha tracciabilità e ha un valore considerevole. Noi siamo riusciti a scoprire un traffico di circa €500.000. Tutto è partito da un pacchetto di 20 banconote da €20 intercettato dalla polizia austriaca e partito dalle poste di Este. Altri 5 pacchetti con 124 banconote false per €6.000 sono poi stati scoperti dai carabinieri al centro meccanizzazione postale di Padova e da un corriere. I soldi erano diretti in Svizzera e Grecia. Le transazioni avvenivano con il circuito Bitcoin. L'ultimo sequestro dei carabinieri nelle scorse ore, circa €4.000 di banconote contraffatte in possesso dei 2 giovani padovani. Nel mondo nascosto del web, ha sottolineato il comandante provinciale dei carabinieri di Padova Oreste Di Porace, si può comprare qualsiasi cosa illecita, non solo banconote e documenti falsi, ma anche carte di credito, armi e droghe sintetiche di ogni tipo, senza limiti di quantità. Quante volte vi abbiamo documentato scene di degrado a Mestre? Quello che vi facciamo vedere adesso ha del paradossale. Mentre i residenti proiettavano l'atteso docufilm sul degrado proprio a Mestre, all'esterno è andata in scena l'ennesima rissa. Vediamo. Come annunciato, i residenti delle zone più degradate di Mestre, uniti nel gruppo Cittadini di Venezia, sabato sera hanno proiettato al centro civico di via Sernaglia a Mestre il film su quartiere Piave e la zona a ridosso della stazione, che riunisce i vari filmati girati da ognuno in questi mesi.
calcio, risse, lanci di bottiglie, 12 minuti le cui immagini lasciano di stucco chi le vede. Eppure i residenti di via Piave, via Monte San Michele, via Trento e dintorni ci convivono quotidianamente. Per questo hanno voluto che alla proiezione fosse presente l'amministrazione comunale, nella persona del capo di gabinetto del sindaco Ceron e l'assessore alla sicurezza D'Este. Ma proprio mentre era in corso la proiezione del docufilm qui nel centro civico di via Sernaglia, il gruppo di spacciatori ha prima lanciato una bottiglia contro una porta e poi si è scatenata una rissa qui nel giardino. Tutti dunque sono usciti per vedere cosa stesse accadendo, mentre nel frattempo sono giunti i militari dell'esercito e 2 vigili che partecipavano all'incontro per fermare i malviventi. Intanto il comune ha convocato i residenti per venerdì prossimo per affrontare insieme il problema e le eventuali soluzioni. E come potete capire la rabbia tra i residenti di via Sernaglia è tanta e c'è anche chi propone soluzioni estreme, tanta è per l'appunto la disperazione. Sentiamoli. Combinano tutti i colori, bevono bottiglie, buttano le bottiglie di qua, buttano la roba di là, buttano la roba dappertutto, non hanno un po' rispetto di nessuno. Insomma. La sera io non esco. Anche uscire per andare a teatro, che andiamo via senza borse, perché non possiamo chiuderci dentro casa e non andare più a vedere una commedia o un film per gli altri. Sa cosa faccio? E lo dico proprio più pubblicamente di così. Io ho sempre un coltellino di quelli a serramanico in tasca. È chiaro che la sicurezza qui è poco, diciamo così, non è sufficiente, Bisogna sì fare qualcosa, ma qualcosa di importante, cioè deve venire proprio dall'alto. Non bastano i furgoni che passano, i militari che passano, il furgone che sosta, non serve assolutamente a niente, secondo me è un parere personale, cioè serve qualcosa di fatto bene, organizzato. Vedo che se ci sono le camionette da una parte, i ragazzi, insomma i nullafacenti, chiamiamoli così, sono da un'altra, si spostano in base a dove c'è il controllo. I residenti sono sempre più esasperati e arrabbiati, per questo tra le varie soluzioni sono in molti a pensare a quelle estreme per risolvere la situazione. Bisognerebbe mandarli a casa sua. Bisognerebbe, secondo me, intervenire col mitra. Quando disobbediscono, quando fanno gli spacconi, quando fanno malanni, storpiano, ma lasciare un bel segno. Chi di dovere, chi è più in alto e chi può farlo, deve fare qualcosa. O fanno qualcosa, perché tutti sono venuti, assessori, e di tutto e di più qua a fare riunioni eccetera. Ma si parla tanto in Italia e si combina in tutta Italia, e si combina poco. Da Mestre al Trevigiano, a Biancade, frazione di Roncade, dove c'è stata una tentata rapina all'ufficio postale. Sono entrati in azione pochi minuti prima della chiusura delle poste di Biancade. Protagonisti 2 uomini di colore, uno stringe in mano una pistola, molto probabilmente giocattolo. Fanno irruzione nell'ufficio, prima bloccano un cliente, lo tengono in ostaggio, poi brandendo l'arma minacciano i dipendenti, ordinando di consegnare loro il denaro presente in cassa. Sono minuti concitati, di puro terrore, fino a quando il direttore delle poste coraggiosamente mette in fuga i 2 banditi, costretti a scappare a mani vuote. In pochi minuti sul posto arrivano i carabinieri di Roncade, che acquisiscono le immagini del sistema di videosorveglianza per dare un volto e un nome ai responsabili della tentata rapina. Ci fermiamo, qualche istante di pubblicità, tra poco. Attenzione, vai! Rieccoci, bentrovati, edizione del Veneto del nostro telegiornale, al via la fiera di San Martino di Lupari con una novità. Sentite che cosa verrà utilizzato per garantire la sicurezza. L'ombra lunga del terrorismo oscura anche la fiera di San Martino di Lupari. Per proteggere la popolazione, però, non saranno utilizzati i tristemente noti blocchi di cemento, ma mezzi agricoli agli ingressi delle aree pedonali. Il primo cittadino, Gerry Borato, agronomo, ha voluto unire la sicurezza alla vocazione agricola del territorio, utilizzando gli imponenti mezzi per proteggere 6 ingressi e le migliaia di cittadini che visiteranno la fiera.
Ed ora le polemiche sui centri commerciali che, nonostante le promesse di cemento zero della Regione, continuano a dilagare. Dopo l'ultima apertura nel Trevigiano e le polemiche inascoltate per quello a Due Carrare, ora Federconsumatori del Veneto attacca frontalmente l'assessore regionale al commercio Roberto Marcato. Sentiamo. C'è un'overdose di proposte commerciali che alla fine non fanno gli interessi di nessuno, ma sarà il forte che in qualche modo sbranerà il debole. Questo è quello che succederà anche nell'area coneglianese, come dopo la recente apertura. Attacca senza mezzi termini l'apertura dell'ultimo centro commerciale in Veneto il presidente trevigiano di Federconsumo Marcello Criveller. Un attacco alla grande distribuzione a discapito dei piccoli negozi, che per la sezione consumatori di Confcooperative invece vanno non solo difesi ma anche incentivati, soprattutto nei piccoli centri. I piccoli negozi sono quelli che in realtà garantiscono il servizio sul territorio e sono non tanto un'attività commerciale, e lo sono certamente, ma sono anche dei servizi sociali in certa realtà, e quando chiudono quei negozi chiude un servizio sociale in una piccola comunità, e non è certo a quella comunità che danno le risposte i grandi centri come quello che abbiamo visto a Conegliano in questi giorni. Sotto accusa non solo il sistema della grande distribuzione, ma soprattutto la Regione, nella persona dell'assessore al commercio Roberto Marcato. Noto da quello che sta succedendo, andiamo a vedere anche a Due Carrare, addirittura una manifestazione popolare. Noto che questo settore nel Veneto non è assolutamente governato. Io mi domando se c'è l'assessore nel Veneto. Non mi pare che non venga assolutamente governato e si stia consentendo di tutto e di più. Ci saranno sempre delle scuse, sarà sempre colpa di quelli di prima. Il dato è che oggi non si sta facendo nulla per difendere poi in realtà i consumatori stessi. Ecco, vi abbiamo parlato in apertura di telegiornale della situazione del caos che c'è a Cona, nell'ex base di Conetta, di quanto è accaduto oggi, di profughi nuovamente in marcia, piove di sacco. Nicola Marcato e Daniela Sizia in collegamento in questo momento, vedo nel monitor. Daniela, ci puoi raccontare che cosa sta accadendo e aggiornarci sulla situazione? Sì, buonasera Tiziana, buonasera ai telespettatori. Noi siamo infatti a Piove di Sacco, siamo proprio davanti al municipio. Come potete vedere dietro le mie spalle ci sono i migranti, sono circa una cinquantina e adesso si stanno coprendo con quel che possono, coperte, giacche, perché ovviamente qui fa freddo. Io sono in compagnia di Emanuele del CATAI di Padova. Buonasera. Ciao a tutti. Ecco, hanno percorso circa una quindicina di chilometri da Conetta da questa mattina, che sono in cammino. Che cosa chiedono? Chiedono di non dormire a Cona, perché la situazione in quel campo è assolutamente insostenibile. Già 250 richiedenti asilo negli scorsi giorni sono usciti dicendo basta Cona, questa era la parola d'ordine. La marcia si è autochiamata Marcia della Dignità, perché quello che chiedono queste persone che vengono trattate come animali in quella cooperativa, in quel campo che ospita più di 1200 persone in dei tendoni dove fa freddo. Io sono stato dentro insieme a dei ragazzi nel corso delle scorse proteste, veramente in condizioni incredibili, sporco, 100 persone che dormono nello stesso tendone, nessuna possibilità di privacy, e molti ragazzi dicevano noi qua impazziamo, e sono lì da più di 2 anni mentre dovrebbero stare 3 mesi, perché quella era stata pensata come una situazione emergenziale. E ricordiamo che sono richiedenti asilo, che quindi hanno diritto all'accoglienza, a un'accoglienza degna e non a questa speculazione sulle vite umane indegna. Ecco, loro li abbiamo sentiti prima, non parlano italiano, parlano solo in inglese, comunque ci hanno detto che loro rimarranno qua, non hanno nessuna intenzione di tornare indietro, come in realtà però è successo per altri profughi che hanno voluto invece rientrare a Conetta. Ma non so se altri sono rientrati, in realtà tutti i richiedenti asilo, i 250 della scorsa marcia, non sono rientrati, loro esprimono la volontà di non rientrare. Ecco, un'ultima cosa, è in corso in questo momento una trattativa con la cooperativa per trovare una soluzione, anche perché qua questa notte ovviamente loro non possono rimanere. Qua da Piove di Sacco è tutto, la linea allo studio. Grazie a Daniela Sizia e a Nicola Marcato. Avremmo dovuto parlarvi questa sera dei comuni ricicloni, del boom di riciclo nei comuni della Marca, ma più in generale del Veneto. Non ce la facciamo, il tempo è strettissimo, però ci resta qualche secondo per ricordarvi gli appuntamenti con la nostra programmazione serale. Alle 20:10 Franco Birolo sarà ospite di 20:10 per l'appunto, e poi non perdete l'appuntamento questa sera alle 21:15 con Ring
La politica alle corde, il nuovo talk show in prima serata per raccontare e capire insieme a voi i temi di attualità politica e cronaca dei nostri territori. Potete inviare domande o commenti attraverso i social di Antenna 3 al numero di SMS 351 17 55 340. Vi ricordo gli ospiti di questa sera, che sono Gian Antonio D'Arè della Lega Nord, Alessandro Bisato PD, per il Movimento 5 Stelle Jacopo Berti e per la CGIL Paolino Barbiero. Vi lascio alle previsioni del tempo, l'informazione continua su Antenna 3, perciò restate con noi. Grazie, buona serata. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ci attende un'altra giornata all'insegna del bel tempo stabile e per lo più soleggiato sulle nostre regioni. Sul Veneto maggiore nuvolosità, anche con cielo coperto, specie sulle pianure centro-occidentali. Più sole invece sul resto della regione, con poche nubi sparse. Qualche nebbia sarà possibile sul Veronese. Diamo ora uno sguardo alle temperature previste. Le massime saranno attese sugli 8-11 gradi, i valori minimi tra lo 0 e gli 8 gradi circa. Andiamo ora a vedere come sarà il tempo sul Friuli Venezia Giulia. Più sole sul Pordenonese, altrove più nubi anche con copertura del cielo, ma non sono attese piogge degne di nota. Temperature massime sui 10-14 gradi, minime sui 3-10 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Tanto sole e bel tempo un po' ovunque, più nubi sparse sul Trentino anche con addensamenti sulle aree meridionali, ma generalmente asciutto. Vediamo le temperature, le massime saranno attese sui 12-15 gradi, minime tra 4 e 6 gradi circa. Il mare sarà generalmente calmo, i venti deboli settentrionali lungo le coste e da ovest al largo. Dal meteo è tutto, arrivederci al prossimo appuntamento. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.